Ultimo giorno di scuola e ragazzi ancora impegnati con le video lezioni, la cosiddetta DAD, la didattica a distanza, fino all'ultimo minuto. Pochi ragazzi a spasso per il centro, specie tra i più grandicelli, qualcuno in più tra gli scolari della primaria, che evidentemente hanno concluso le lezioni un po' in anticipo. L'amarezza di non aver potuto salutare amici e colleghi è grande anche tra i genitori. Tra l'altro sono anche professore, quindi è stata dura farlo e oggi manca davvero l'ultimo giorno di scuola, mancano i colleghi, i ragazzi. Difficile, ma ci impegniamo tutti, sia loro che noi genitori. Tra i bimbi la sensazione è simile, molte difficoltà all'inizio, con un modo nuovo di comunicare tra ragazzi e con gli insegnanti, tutto da imparare, ma col passare delle settimane il sistema è diventato più facile. Non potersi salutare in classe è un brutto ricordo che rimarrà a lungo tra gli studenti. Mi è piaciuto lavorare sul computer, adesso. La cosa brutta magari è essere da soli. Sì, essere da soli e non andare a scuola. È difficile da casa. All'inizio sì, adesso mi sono abituata. Ti mancano però un po' i compagni in classe? Sì, molto. La materia che ti sei trovata meglio a fare da casa? Storia, Che classe fai? quinta. Ti spiace non poter vedere i tuoi compagni a scuola l'ultimo giorno? Sì, per 2 mesi, 3 mesi senza vedere, È stato difficile da casa seguire le lezioni? diciamo. Qual è la materia che ti è piaciuta di più fare da casa? Italiano, Che classe fai? quinta.